Non voglio più vivere con mia mamma, questo è il motivo che ha spinto un uomo a violare il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai suoi ex datori di lavoro, padre e figlio di 74 e 38 anni. Il 37enne è stato arrestato dalla polizia. È accaduto lo scorso fine settimana. L'uomo era stato condannato per stalking in primo grado con l'obbligo di non avvicinarsi alle vittime, ma stanco della convivenza con il genitore ha preferito il carcere. Così per lui sono scattate le manette. Venerdì scorso la sala operativa della questura ha registrato l'ingresso del 37enne all'interno della zona di tutela delle vittime. Immediatamente è stata inviata una volante sul posto. Gli agenti intervenuti si sono trovati di fronte all'uomo con tanto di zaino e valigia a seguito. La motivazione della violazione volontaria ha lasciato senza parole gli agenti. Il 37enne non ce la faceva più a stare in casa con la mamma perché la convivenza era diventata sempre più difficile. Così si è preparato la valigia sperando nell'arresto, che è arrivato in flagranza di reato. Arresto poi convalidato dall'autorità giudiziaria nella mattinata di sabato.